L'assistenza domiciliare è stata tolta a 718 anziani. Oggi i livelli assistenziali regionali sono come quelli del 2006, ma la popolazione è cresciuta e continuerà a farlo. Sono stati elargiti 383 assegni di cura in meno. Nel 2012 i fondi nazionali assegnati alla non autosufficienza sono stati soppressi. Non si stanno preoccupando del futuro di questo paese e di questa regione, che sarà un futuro diverso, sarà un futuro nel quale gli anziani saranno molto più numerosi. E quindi con l'innalzamento dell'età ci sarà anche un aumento delle malattie cronico-degenerative e della non autosufficienza. Quindi questo è il vero problema di cui devono occuparsi. I 2/3 delle risorse assegnate sono destinate alla residenzialità degli anziani, alle grandi strutture per la disabilità presenti nel territorio che fino al 2010 venivano pagate dalla sanità. È stato attribuito soltanto il 2,4% del totale del fondo. Mai come in quest'ultimo anno in particolare gli anziani siano stati vessati dal governo nazionale, perché purtroppo, come abbiamo visto, hanno incominciato a considerare ricchi i pensionati che hanno 1.100 euro di pensione netta al mese. Che ci sia la capacità da parte del nuovo governo di difendere il potere d'acquisto delle pensioni, varare una legge sulla non autosufficienza e riformare la questione fiscale. Una linea rossa con la giunta regionale, i sindacati chiedono una risposta e avvertono il tempo è scaduto. Questa nostra manifestazione è perché qualcuno, chi ha le responsabilità istituzionali, si preoccupi di questo.